siamo pronti per questa 94esima adunata, programmata in tutti i suoi dettagli, nei minimi particolari, e ci mettiamo in viaggio, anzi qualcuno è già in viaggio, io lo sarò giovedì prossimo mattina, e partiranno anche insieme le reparto Salmerie. Conto alla rovescia in vista della 94esima adunata degli Alpini a Udine. I primi gruppi sono già partiti, gli altri lo faranno nei prossimi giorni. Giovedì sarà la volta delle penne nere della sezione ANA di Vittorio Veneto, famosa per le salmerie, unico reparto ufficiale che dopo la scomparsa di Iroso, l'ultimo mulo ad aver fatto la carriera militare, si sono riformate e sfileranno con finimenti e bardature originali a Udine. Anche quest'anno saranno a Udine, sfileranno sempre in fondo alla nostra sezione, facendo bella figura e dando soddisfazione. Il viaggio verso Udine degli Alpini di Vittorio Veneto sarà contrassegnato dalla volontà di trasmettere ai giovani i valori degli alpini. Noi siamo orgogliosi di questo nostro reparto, che tra l'altro, ecco, sia nei finimenti che nell'abbigliamento eccetera è storico, perché porta proprio il materiale originario, e ci proponiamo anche, per tramandare questa tradizione, le gesta eroiche di quello che è stato appunto una componente, e ci proponiamo, ecco, proprio anche come forma di educazione, forma anche di cultura presso anche le scolaresche, quando siamo ben accetti e invitati, tanto è vero che il nostro percorso durerà 4 giorni di avvicinamento, fermandoci nei paesi che precedono Udine, accolti dai gruppi locali, alla presenza delle scolaresche.